Rieccoci insieme, brevissima e rapidissima carrellata dei nostri interlocutori, perché siamo nella trasmissione che parlerà delle strategie per garantire un ruolo importante alle nostre città e quindi strategie di rigenerazione urbana. Maurizio Francescon, direttore Confesercenti Padova, la causa, i responsabili di questo progetto che investirà per una settimana, forse un po' di più, la città di Padova, ma non soltanto. E quindi diciamo che è una città presa a livello sperimentale, ma poi lei ci spiegherà bene di che cosa si tratta. Fernando Zilio, Presidente della Camera di Commercio, vediamo in che ruolo viene a interagire in questo senso, Presidente anche Unioncamere. Gianni Potti, Presidente CNCT Confindustria, Servizi Innovativi e Tecnologie, grazie anche a lei. Cristiano Medei, commerciante centro storico di Padova, Alessio Bonetto, imprenditore, e poi abbiamo Roberta Callegaro, direttore ENAIP Veneto, e la parte politica che rappresenta la città Enrico Fiorentin, consigliere comunale di Padova, delega alle politiche giovanili. Quindi abbiamo la parte giovane che è più spostata di là, tra virgolette, insomma, rappresenta i giovani. Maurizio Francescon, ci spiega un attimo, sì, tocca a lei capire questo progetto Urbe Viva, che ruolo, perché l'avete pensato, ideato, voluto, attuato e come si inserisce in questo progetto che è europeo però in realtà, di dare sempre un ruolo più importante ai centri cittadini? Mi dispiace di essere dalla parte di cosa. Ah signore, mi scuso. Me ne dolgo. Ora, noi riteniamo, ovviamente un'organizzazione che rappresenta piccolissime imprese del terziario, si sta misurando ormai da tempo con una sfida che noi riteniamo come organizzazione estremamente forte, ma anche non procrastinabile per quanto riguarda le esigenze non delle piccole imprese e basta, ma per quanto riguarda le esigenze del sistema economico del nostro Paese. Le città rappresentano un grande risorsa economica, lo hanno sempre rappresentata, il PIL nazionale è composto da una grande fetta, da una grande quota da quello che viene prodotto all'interno delle città e diciamo che negli ultimi anni, forse un po' di più, decenni, questa caratteristica economica è andata diminuendo. E le città quindi sono riconoscete sempre... che c'è stato comunque un calo di appeal di questi moltissimo, ma dovuto anche a una serie di scelte fatte da parte degli amministratori. Pensiamo a tutta la scelta fatta negli ultimi 20 anni di decentrare tutte le attività direzionali al di fuori dei centri storici, portarli in periferia o addirittura in aree industriali in alcuni casi. Pensate cosa voleva dire, qual era la capacità di attrazione di un centro storico quando avevamo tribunali, anche in piccoli centri, INPS, Guardia di Finanza, tutti questi strumenti pubblici che avevano un'attività e comunque una capacità di attrazione all'interno dei centri storici che oggi non c'è più e molto spesso per motivi proprio di congestionamento dei centri storici o delle aree urbane più importanti abbiamo fatto delle scelte nell'uscire. Ma c'è soprattutto una parte con cui noi oggi vogliamo rilanciare la sfida. I centri storici e le aree urbane rappresentano un modello di qualità della vita che è tipica del nostro Paese e che io credo che molti altri paesi ci stiano invidiando. Pochissimi hanno una storia e una cultura basata sul rapporto città, area urbana, residenza e professioni e attività economiche che vi operano. Quello che sta succedendo è che questo rapporto, questa qualità della vita, proprio per questa mancanza, per questa carenza, diminuzione di capacità di attrazione dei centri storici e delle aree urbane, sta venendo meno. Ed il rischio è quello di trovarci, se non interveneremo urgentemente, come già stiamo facendo in alcune zone, a trovarci con delle aree urbane che non avranno più un ruolo e una capacità di attrazione. Quello che stiamo rilanciando è che queste aree devono avere una loro competitività, devono cominciare a diventare competitive in tutti i sensi sotto l'aspetto dell'accoglienza, sotto l'aspetto della competitività economica e dobbiamo costruire, lavorare insieme per costruire queste caratteristiche, altrimenti non andranno semando, ma non solo a favore di altre cittadelle artificiali come stiamo denunciando, ma anche a favore di altri servizi che sempre di più, tipologie di servizio, che sempre di più stanno conquistando, parlo dell'e-commerce ovviamente, stanno conquistando quote di mercato. Ecco, io credo che questo sia il tentativo, lo sforzo che stiamo facendo. Lo stiamo facendo credo anche con un discreto successo. Il ragionamento che vogliamo fare è che oggi, insieme, tutti insieme, infatti il progetto, quello che presentiamo la settimana prossima, non è un progetto vero e proprio, ma è una iniziativa, l'ENAIP è uno dei nostri partner in questo progetto, la Camera di Commercio è un altro partner,
in cui tutti questi soggetti, adesso non li cito tutti perché sono tantissimi, si mettono insieme per uno sforzo comune e per dare via a una serie di attività che ci permetterà di sviluppare alcune di queste tematiche. La vera sfida è questa: oggi rigenerare una città, rigenerare un'area urbana non è più solo ed esclusivamente dotarla di una grande tecnologia efficiente, solo ci vuole. Non è più solo quello di organizzare una serie di eventi, non è più solo quella di saperla riedificare, recuperare dal punto di vista urbanistico e architettonico, ma oggi la vera sfida è quella di ridare delle funzioni, di ridare un ruolo, e queste funzioni, questo ruolo a nostro avviso possono darlo solo un intervento comune dell'ente pubblico ovviamente, ma anche di quell'insieme, soprattutto di quell'insieme di piccole imprese che all'interno di una struttura, di un'area urbana vi operano, vi lavorano e costruiscono poi il loro reddito, la loro competitività, questa è la sfida che vogliamo lanciare in tutti i settori. Ecco che allora il progetto andrà dal commercio ai servizi alla persona, alla ristorazione, e questo che stiamo coprendo è alla salvaguardia dei negozi storici, a tutta una serie di attività, a tutti quanti gli altri soggetti che operano, le professioni che operano all'interno di queste zone. Questa è la sfida che stiamo lanciando, che abbiamo lanciato, alcune esperienze già ce le abbiamo, io credo molto positive, e qualcuno li chiama distretti del commercio, altri li chiamiamo... Sì, infatti a livello nazionale è stata proprio analizzata questa realtà veneta con i distretti del commercio, con un punto di domanda per capire poi dove va anche a parare. Io interrompo un attimo perché dopo ritorniamo su questo tema. Gianni Potti, lei ha un ruolo anche nazionale, quindi conosce la città, conosce il Veneto, però in una prospettiva di fuori. È una problematica, secondo lei, che riguarda un po' tante città in Italia, oppure si può fare un po' un focus in particolare su dei problemi che ha Padova rispetto ad altre realtà? Dopo lo chiedo anche a lei, Maurizio Francesconi, ma la stessa cosa la vorrei sapere da tutti un po' voi come questione. Io credo che la competizione fino a qualche anno fa era tra stati e oggi è tra città. Quindi o tu sei attrattivo, come diceva Maurizio Francesconi poc'anzi, e riesci ad attrarre investimenti, talenti, quindi nuovi giovani che investono sul loro futuro. Padova molti di questi ingredienti li ha, perché abbiamo, non dimentichiamoci, un'università straordinaria con 60-70 mila studenti, e questa è la prima ricchezza. Abbiamo un tessuto tra manifatturiero e quelli che noi chiamiamo i servizi innovativi e tecnologici formidabile, un tessuto commerciale nel centro che è un gioiello sotto molti aspetti, il sistema anche commerciale, pensiamo cos'è il sottosalone, insomma abbiamo veramente delle eccellenze anche in quella partita. Credo che la grande sfida sia quello di tornare a essere attrattivi per investimenti. Io cito sempre questo esempio che non è stupendo, ma solamente per cercare di fare qualcosa di meglio. L'ultimo grande investimento di una company dedicata alle tecnologie è l'arrivo a Padova, che ormai è datato 15-20 anni fa, della TIM e della Telecom vicino allo Sheraton. Prima di allora Padova aveva la fortuna, la capacità di attrarre i grandi player dell'informatica. Qui non dimentichiamoci che è nato Cerved, Infocamere, lo dirà meglio di me Fernando Ziglio. Quindi veramente è stata per molti anni la capitale dell'IT, dell'information technology italiana tra gli anni 90 e i primi del 2000. Cioè, dice, questo tipo di realtà possono essere un fattore interessante. Questo è un fattore di sviluppo, perché alla fine una città torna a sbocciare, secondo me, se ha due fattori: la crescita del PIL e la crescita dell'occupazione. Sono queste le due finalità. I giapponesi parlano di human driven technology, cioè tecnologie che ci devono servire per vivere meglio, o quelle che noi chiamiamo le smart city, poi magari faremo un cenno alla soft city, cioè pezzi di città che sono effettivamente a misura d'uomo. Questa è la nuova sfida, credo, che ci pone anche la visione complessiva a livello europeo. Dico l'ultima cosa: a livello mondiale si parla che la competizione prossimamente sarà tra 300 grandi poli urbani. Oggi in Italia l'unica grande macro città oggettivamente è Milano, non ce ne sono altre. Noi potremmo diventare un grande fattore attrattivo, noi, Treviso, una parte dell'Alta Vicentina e un pezzo di Venezia. Qui ci sono 3 milioni, 4 milioni di persone, quindi quest'area può essere il vero valore competitivo su cui investire nei prossimi anni.
Però per puntualizzare, secondo lei altre città in Italia hanno risolto questo problema? Hai citato Milano, No, io ero proprio venerdì a Prato e ad Arezzo in Toscana. La Toscana, che ha altri motivi di attrazione, di Firenze è straordinaria per la cultura, per il turismo, però sotto questo aspetto ad esempio la Toscana ha qualche problema perché è difficile la percorrenza, quindi noi ci giochiamo la partita sull'alta velocità, ci giochiamo la partita grazie a una fortuna che siamo centrali e baricentrici, ma questa centralità geografica non dura all'infinito. Ecco perché è fondamentale partire con gli investimenti della Camera di Commercio, ecco perché è importante partire con gli investimenti sull'ospedale, ecco perché è importante soprattutto sui nodi della logistica. Fernando Ziglio è stato chiamato in causa per... Sembra che Gianni Potti, anche il direttore Francesco, abbiano toccato i punti più importanti. Beh, innanzitutto complimenti all'iniziativa di Confesercenti, che è importante in modo particolare in questo periodo, dove stiamo dando e cercando di creare una nuova visione. C'è un'altra condizione positiva, gli enti pubblici stanno dialogando tra di loro con le categorie economiche e con tutti gli attori, e questo è molto importante. Cosa che in passato è stato più difficile. È stato più difficile e più complicato. Oggi devo dire che c'è questa particolare condizione positiva che permette, come diceva Gianni Potti, di investire meglio anche le risorse che gli enti hanno. L'altra questione, mi sembra di dover dire che ha ragione Gianni Potti, il mondo globalizzato non ha più confini, ma ha grandi agglomerati urbani. E se noi dobbiamo ragionare su agglomerati urbani, ragioniamo su alcuni grandi agglomerati urbani. Basta pensare a alcune città dell'Oriente che si sviluppano in modo straordinario nel giro di un anno, diventano agglomerati, comprendono milioni di persone, ma che si trasformano e si innovano costantemente, diventano grandi attori di attrattività. Ecco, le nostre città sono ancora piccole e provinciali. Noi dovremmo vedere la nostra città con un'idea totalmente diversa, meno provinciale. Noi abbiamo un centro storico straordinario, ce l'hanno consegnato i nostri, come dire, predecessori. Abbiamo una meraviglia che per il turismo è eccezionale. Abbiamo un'università straordinaria, abbiamo come dire, delle condizioni eccezionali per rimettere il nostro centro storico, ma la nostra città, tra le città più attrattive dell'Italia. Perché dico questo? Perché Milano oggi ha fatto il passo, lo ha fatto in modo straordinario. Ricordiamo che l'Expo è stato, come dire, il motivo, anche se infine poi l'Expo è stato più un fatto di facciata che di contenuto, però questo è servito a cambiare l'immagine di Milano. Qui abbiamo più difficoltà perché abbiamo una cultura piuttosto provinciale, abbiamo paura del cambiamento. Mentre il cambiamento passa davanti il nostro naso tutti i minuti, tutti i secondi, perché ormai tutto è liquido, basta aprire l'iPad o un telefonino e siamo da un'altra parte del mondo, dove mentre noi parliamo oggi stanno costruendo e inventando una nuova iniziativa, un nuovo modo di porre il nostro futuro. Qui c'è una mentalità vecchia. È una mentalità più conservatrice, che è diverso. Si ha paura dell'innovazione. E quindi il grande scontro è qua. Cosa abbiamo noi oggi di vantaggio? Ripeto, oltre al fatto che le istituzioni hanno cominciato a ridialogare tra di loro, e questo è molto importante, abbiamo le risorse. Adesso dobbiamo comprendere e capire come spendere bene queste risorse. Non buttare via i soldi, non sprecarli. Perché guardate che non è una cosa da poco, diceva Gianni prima, in Toscana hanno più difficoltà, sì, ma guardate che la difficoltà della Toscana sono le comunicazioni soprattutto. Non ci sono mica strade che ci sono qua nel Veneto, e nonostante tutto noi abbiamo bisogno di implementare la nostra viabilità. Pensiamo che tra un po' di tempo probabilmente noi rischieremo, come Padova, moltissimo nel momento in cui si chiuderà la Pedemontana, se non sapremo collegare bene la nostra città con la Pedemontana. Sono piccole cose, quindi noi dobbiamo assolutamente programmare i prossimi anni, programmarli adesso, quindi avere una visione di minimo di 20 anni.
su come si trasformerà il nostro territorio, come sarà il nostro Veneto. Padova ha una condizione straordinaria che è al centro del Veneto, ma voi sapete bene quanto fatica è fare una strada nel nostro territorio. Io penso che noi dobbiamo immaginare con urgenza la chiusura del nuovo anello delle tangenziali padovane e quindi ecco il GRAP un'altra volta. È fondamentale ripensare al GRAP. Non è possibile che per entrare la mattina in città si trovi negli più grandi ingorghi, pensiamo al viale di Chiesa Nuova, piuttosto che altre realtà, quando il GRAP potrebbe, perché noi abbiamo una tangenziale che è una strada cittadina all'interno della città oggi. Quindi noi dobbiamo programmare assolutamente la nuova viabilità, i nuovi trasporti urbani, di massa, chiudo su questo, poi mi permetta che finisco, collegare la zona industriale che non è più attrattiva. La nostra zona industriale che è nata 30 anni fa, 35 anni fa, 40 anni fa, con una visione chiara, per fortuna qualcuno che l'ha immaginata, che ha prodotto per il nostro, contestata anche all'epoca, perché poi come si diceva prima, ha prodotto migliaia di posti di lavoro, ha potuto, come dire, arricchire il nostro territorio e fa star bene anche le persone che poi l'hanno vissuta, non ha comunicazioni sufficienti. Se uno deve investire, investe in un'altra parte, perché per andare in zona industriale non abbiamo strade, non abbiamo ferrovie, non abbiamo trasporto pubblico adeguato, quindi è urgente che noi creiamo questo nuovo piano per lo sviluppo del futuro, quindi bene ha fatto Confesercenti e con questa iniziativa potremo confrontarci nei prossimi giorni su alcuni temi. Quindi trasporti vuol dire viabilità, vuol dire investimenti che guardino al futuro per portare qui attrattività e le condizioni. Ricordatevi che nelle aziende che diceva Gianni Potti prima, che sono aziende poi collegate con la Camera di Commercio, penso a Infocamere, Infocert e altre aziende, KS, piuttosto che lavorano dai 2.000 ai 2.500 laureati dentro e sono qui a Padova e non abbiamo la consapevolezza di questo. Sappiamo cosa vuol dire questo, no? Io purtroppo lo dico pubblicamente, abbiamo perso una importante azienda farmaceutica che voleva venire a investire a Padova con 450 dipendenti, perché è americana peraltro. Loro hanno fatto una valutazione della posizione. Mancavano in zona industriale dei requisiti, vuol dire i trasporti, il tempo che un dipendente da casa si trasportava in zona industriale, hanno preferito scegliere Bologna. Noi non possiamo permettere mai più che succedano cose di questo tipo. Allora, loro hanno tirato fuori la carne, l'hanno messa pensa sul fuoco, adesso voi la dovete far anche rosolare e cerchiamo di toglierla dal fuoco. Siccome voglio darvi un po' di tempo, chiedo alla regia, andiamo in pubblicità subito, che così ci togliamo il break pubblicitario che ci interrompe. Pubblicità, poi torniamo in studio con i nostri ospiti e vediamo tutti questi temi che sono venuti fuori, voi come li svilupperete, come possiamo risolvere queste problematiche, se voi le ravvisate come tali, perché poi voi siete anche, diciamo, gli operativi concretamente sul territorio. Pubblicità.